Buongiorno Assessore, vediamo che... Buongiorno. Perfetto. Allora io a questo punto direi di iniziare la presentazione del PTRC. Buongiorno a tutti, benvenuti. Questa presentazione avviene a cura della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto e questo webinar si svolge oggi 15 di luglio. Verrà poi riproposto anche nella giornata del 29, quindi fra un paio di settimane, in modo da dare la più ampia diffusione di questa presentazione, anche in considerazione ovviamente del periodo estivo. Voglio sottolineare da subito che durante la presentazione sarà attiva una chat in cui potrete anche proporre delle domande. Preciso anche però che le domande che abbiamo già raccolto come ufficio, direzione, pianificazione, le domande che verranno poste da voi da casa in chat da parte dei comuni e anche quelle che magari vorrete porre attraverso i canali delle province, della città metropolitana che con noi collaborano per la gestione e poi anche l'attuazione di questo piano, saranno oggetto di una tavola rotonda workshop che stiamo organizzando e che indicativamente si svolgerà nel mese di settembre. A questo punto, senza indugio, io darei la parola all'assessore al territorio Cristiano Corazzari che porta i saluti dell'amministrazione regionale. A lei, Assessore. Sì, buongiorno a tutti, un saluto da parte mia e naturalmente anche porto un saluto del Presidente Luca Zaia. Questa è l'occasione, direi, per fare una valutazione, una presentazione rispetto a quello che è il nostro strumento di pianificazione fondamentale, rispetto al quale abbiamo a un anno di distanza dalla votazione ritenuto di incontrare quelli che sono i nostri amministratori, i sindaci, i rappresentanti delle province, per illustrare questo piano che con grande determinazione da parte dei consiglieri regionali è stato approvato nel giugno dello scorso anno. Chiaramente questo incontro avrebbe potuto essere stato realizzato ancora un anno fa, ma la situazione contingente lascia ben capire come abbiamo posticipato, ma adesso naturalmente l'intenzione è quella di condividere il più possibile i contenuti del piano e naturalmente anche dare la possibilità di programmare insieme tutte quelle che sono le attività conseguenti all'entrata in vigore del piano. Questo piano, come ben sapete, ha avuto una gestazione piuttosto travagliata. È stato adottato ancora nel 2009, modificato con la variante del 2013 e questo impegno è stato sicuramente lungo, gravoso, e ne sono testimonianza i numerosi elaborati che compongono il disegno del PTRC, di cui avrete a breve anche una copia cartacea che potrete consultare e confrontare con i vostri strumenti urbanistici. Questo per cercare quella sinergia di intenti e obiettivi che dovrebbe garantire uno sviluppo equilibrato e coerente del nostro territorio e naturalmente la valorizzazione di tutte quelle sue risorse che sono identitarie. Il PTRC, per come l'abbiamo pensato e voluto, non è un piano di indicazioni cogenti e impositive, ma ha un valore di piano strategico di livello regionale che suggerisce degli scenari, incoraggia delle azioni di buone prassi e orienta la pianificazione sottoordinata senza entrare nel dettaglio delle scelte locali. Offre un quadro coordinato delle politiche settoriali di sintesi tra le esigenze delle comunità territoriali e le più generali istanze nazionali e sovranazionali. In questo senso possiamo dire che l'obiettivo primario del piano è stato quello di fornire delle risposte significative e concrete, obiettivo che poi è stato perseguito anche
con la legge 14 del 2017 e la 14 del 2019, cosiddetta Veneto 2050, a problemi che sono emergenti come quelli del contenimento del consumo di suolo, il contrasto al cambiamento climatico, la rigenerazione urbana, il monitoraggio e la sicurezza del territorio. Questo sempre avendo una particolare attenzione alle strategie di valorizzazione delle straordinarietà di carattere storico-culturale e paesaggistico della nostra regione. Dal punto di vista culturale e paesaggistico, pur senza conseguire una valenza paesaggistica, e su questo abbiamo avuto anche un'interlocuzione abbastanza vivace col Ministero, diciamo, il piano è particolarmente attento a preservare tutti i sistemi di valori, i siti di patrimonio dell'UNESCO, le ville venete, le ville Palladio, i parchi e giardini, i forti e i manufatti difensivi, l'archeologia industriale e le architetture del Novecento, che costituiscono l'unicità del nostro patrimonio che non può essere solo salvaguardato attraverso una tutela passiva, ma va preservato anche con politiche attive di valorizzazione e promozione consapevole e responsabile. Nella ricerca di prospettive necessarie di crescita sostenibile, il PTRC rappresenta quindi un punto di riferimento fondamentale. Per quanto riguarda la programmazione delle politiche territoriali, poi offre un quadro d'insieme nel quale confluiscono i fabbisogni e le prospettive che talora sono divergenti e che fanno sì che lo stesso serva a fare sintesi tra interessi contrapposti e indichi delle soluzioni che siano le più opportune in un contesto sempre in mutamento e sensibile anche, direi, ad ogni piccola variazione sociale ed economica che affrontiamo nel corso del mutare delle congiunture. Quindi direi che sbagliamo se lo consideriamo come uno strumento rigido, statico e non suscettibile di modifiche e di possibili riorientamenti. Andrebbe interpretato come uno scenario delle strategie, come sviluppato secondo quelle che sono le sue potenzialità più innovative, accompagnato da fatti, azioni e scelte pubbliche e anche private che possono incidere realmente nello sviluppo del nostro territorio. Proprio per questo motivo abbiamo iniziato un percorso di collaborazione con le province e contiamo sui comuni per mettere a sistema una rete di contributi che costituisca il vero valore aggiunto del piano, il confronto continuo, risultato di una mediazione tra fabbisogni delle comunità locali e il mondo delle categorie sociali ed economiche dei professionisti, delle associazioni culturali e civili, dà ragione e significato ai presupposti del piano e ne decreta il successo o, speriamo di no, l'inefficacia. Quindi direi che in quanto strumento territoriale condizionato dalla variabilità dei fenomeni, il piano ha previsto anche un'attività correlata di aggiornamento costante delle informazioni territoriali e di monitoraggio delle indicazioni e indirizzi delineati che fanno da supporto alle scelte di politica territoriale e ne aiutano la pianificazione dell'assetto di governo e del territorio a medio-lungo termine. Quindi sostanzialmente, concludendo, il PTRC sarà uno strumento utile e efficace se ciascuno con la propria il significato e sfruttare le potenzialità in un'ottica di. Non posso far altro che augurare un buon lavoro a tutti e sono fiducioso che questo strumento possa servire davvero ad avviare nuove ed importanti alleanze. Ringraziamo l'assessore Corazzari per il suo contributo. Vediamo un attimo che l'immagine, forse c'è qualche problema con il collegamento. Ringraziamo comunque l'assessore che ha portato i saluti da parte dell'amministrazione regionale. Io a questo punto passerei subito la parola in rappresentanza della provincia di Treviso al consigliere Luisa Berto che ci porta i saluti della provincia. Prego, consigliere. Sì, grazie a tutti. Porto i saluti del presidente Stefano Marcon della provincia di Treviso
e anche di tutti i nostri consiglieri. Comincio con ringraziare sia gli amministratori e soprattutto i tecnici che hanno fatto un enorme lavoro nella predisposizione del PTRC. Questa era un'esigenza molto sentita a tutti i livelli, partendo dal livello comunale per poi passare al livello provinciale, e credo che l'architetto Sist possa testimoniare che siamo stati abbastanza pressanti nella ricerca proprio di un confronto con la regione. Come diceva bene l'assessore prima, se lavoriamo insieme a più livelli riusciamo ad ottenere un risultato migliore ovviamente per la cura del nostro territorio. Da parte delle province, credo tutte, all'unanimità c'è l'interesse appunto di essere partecipi e cercare anche di farsi promotrici di quelle che sono le particolarità che ogni comune all'interno di una provincia ha sostanzialmente. Abbiamo un territorio che è molto vasto e molto vario. Quindi ringraziamo tutti gli uffici, da parte nostra saremo solerti nel portare le varie differenze e le varie particolarità che hanno i nostri territori. Siamo anche grati appunto che il PTRC non sia uno strumento troppo rigido, proprio in virtù di queste necessità. Non mi dilungo ulteriormente, nel senso che le cose da affrontare durante questa giornata saranno molte e lascio la parola ai tecnici che spieghino in modo approfondito e appropriato, e soprattutto alle domande che arriveranno successivamente, perché ogni volta che si ha un piano di tali proporzioni le cose da sistemare sono tante. Quindi auguro un buon lavoro a tutti quanti, ringrazio gli uffici soprattutto anche per aver proposto questi webinar che sono importantissimi, e speriamo insomma di riuscire a lavorare insieme per migliorare sempre di più. Grazie. Grazie davvero consigliere. E volevo solo ricordare che già a partire dal 2010, tra l'altro, è istituito presso la nostra direzione un tavolo tecnico permanente con le province e la città metropolitana di Venezia, che ha proprio lo scopo di affrontare e discutere i temi relativi alla pianificazione territoriale urbanistica. A questo punto vedo che l'assessore Corazzari è riuscito a ricollegarsi. Al limite, se vorrà intervenire nuovamente potremmo dargli la parola. Assessore, ci sente? Forse l'audio disabilitato. E quindi a questo punto, assessore? Ok, quindi a questo punto entriamo nel vivo della presentazione del piano del PTRC e darei direttamente la parola al direttore della direzione pianificazione territoriale, architetto Salvina Sist, che ci introduce il piano, e quindi entriamo nel vivo della giornata. Prego, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, poi l'assessore vuole darci gli ultimi saluti, perché appunto è stato interrotto in maniera un po' così improvvisa. Siccome questo è uno strumento estremamente importante ed è la pietra miliare per quanto riguarda la Regione Veneto, quindi è importante che questa giornata sia, come dire, chiara e dia degli indirizzi concreti a tutte le amministrazioni che ci stanno ascoltando. In realtà sappiamo benissimo che questa è la prima presentazione ufficiale da parte della struttura regionale per quanto riguarda il piano territoriale regionale di coordinamento. La scelta di posticiparla, al di là delle indicazioni che ha dato l'assessore, che sono chiare, cioè
il fatto anche contingente di questa situazione contingente così critica e imbarazzante ha dipeso sì il posticipo della presentazione, ma in realtà è anche nata da una coerente volontà di trovare il giusto equilibrio e sinergia con le amministrazioni provinciali e la città metropolitana di Venezia. La materia della pianificazione urbanistica è materia dalla Regione delegata alle province e alla città metropolitana e quindi è una gestione che hanno principalmente i colleghi delle province della città metropolitana. Ma le strategie, gli obiettivi generali e le norme ovviamente le detta la Regione Veneto. Quindi questa cosa non può essere slegata tra chi individua gli obiettivi e norma e chi poi li applica, ma ci deve essere una sinergia continua. Non per niente è da più di 2 anni, anzi quasi 3 anni, che il tavolo con le province è continuativo e anche molto frequente, proprio con la volontà di avere un continuo dibattito e colloquio rispetto alle tematiche della pianificazione. Poi c'è stata anche la volontà da parte della direzione di definire con attenzione le linee guida che saranno oggetto di specifico provvedimento della Giunta regionale e che i colleghi brevemente oggi illustreranno insieme alle tematiche del PTRC. Mi corre l'obbligo di presentarvi anche, se la maggior parte di voi conosce benissimo, l'architetto Miotto, l'architetto Andrea Bonato, che sono qua accanto a me oggi, l'architetto Nicoletta Spollaor, la dottoressa Carla Spollaor, che sono, diciamo, non dimentico sicuramente tutti quelli che hanno partecipato a questo piano, ma diciamo che il cuore anche oggi del nostro piano territoriale regionale sono questi colleghi. Il filo conduttore inoltre di questo PTRC è evidente, è comunque sempre come ha già accennato l'assessore Corazzari, è comunque sempre il contenimento del consumo di suolo, che a partire dalla primavera del 2017 è la nuova frontiera della pianificazione della Regione Veneto. Ma sappiamo benissimo che questo è un percorso lungo, complesso, impegnativo, lentissimo, ma è un obiettivo che la Regione Veneto, parimenti ad altre poche regioni, ha deciso di intraprendere e per la quale strategia chiede la massima attenzione da parte di tutte le amministrazioni locali. In altre occasioni ho già affermato come il piano territoriale regionale di coordinamento sia chiamato il piano dei piani, ma non tanto perché è il piano della pianificazione regionale, quanto perché è finalmente il piano di coordinamento di tutte le strategie e di piani di settore delle singole direzioni di questa struttura regionale. Quindi anche i colleghi vi illustreranno come abbiamo accattivato una serie di strumenti al fine di poter mantenere questo coordinamento tra tutti i piani di settore, non solo i piani di settore, ma anche siamo strettamente collegati con il DEFRE, che è il documento economico-finanziario della Regione, e strettamente collegato agli obiettivi di Veneto 2030. E quindi è un coordinamento a 360 gradi delle strategie regionali nella loro totalità. Oggi finalmente, veramente da agosto 2020, la Regione Veneto ha questo strumento di coordinamento di tutte le strategie regionali nelle varie materie. È giusto ricordare, come ha già detto anche l'assessore Corazzari, che non è come il PTRC del 92 un piano di vincoli e prescrizioni, ma è un piano di indirizzi e strategie. In maniera molto, come dire, semplicistica,
preferisco non affrontare, e non lo faranno neanche i colleghi ovviamente, la questione paesaggistica, o della cui mancata valenza rispetto a questo piano si è tanto parlato, ignorando i contenuti e le valenze, in quanto nei prossimi mesi avremo modo di confrontarci con le amministrazioni del territorio interessate per cercare di definire uno strumento che realmente possa essere di supporto al lavoro dei nostri tecnici nella valorizzazione del paesaggio. Mi corre anche l'obbligo di come dire, rassicurare le amministrazioni locali che ci stanno ascoltando rispetto agli adeguamenti che sono previsti per quanto riguarda gli strumenti urbanistici. Abbiamo condiviso con i colleghi delle province e della città metropolitane una serie di step tali per cui è, al di là degli aspetti stringenti di adeguamento che poi i colleghi vi illustreranno, in linea generale le tempistiche saranno abbastanza, come dire, avanti nel tempo, perché abbiamo definito una ricognizione generale da parte delle province della città metropolitana dei PTCP rispetto al PTRC nell'autunno di quest'anno, con una possibile, dove necessario, adozione di una variante dei PTCP e del PTGM eventuali a febbraio-marzo del prossimo anno. Dopodiché i comuni potranno eventualmente, se necessario, anzi dovranno, se necessario, scusate, adeguare il loro strumento urbanistico, ma dove necessario. È ben vero che però ci saranno, e appunto Andrea o Adalberto vi illustreranno, un paio di indirizzi necessari per adeguamenti specifici dei vari strumenti urbanistici delle nostre amministrazioni locali. Io lascio la parola ai colleghi, vi ringrazio ancora di questa attenzione della vostra presenza. Come già ha annunciato l'architetto Bonato, le richieste di chiarimenti, le domande e quant'altre saranno raccolte e ci sarà occasione in un prossimo webinar, appunto nel mese di settembre, di poter dare una serie di risposte, naturalmente raccogliendo un po' tutte anche le impressioni e le richieste di chiarimento da parte delle amministrazioni. Io lascio la parola ai colleghi e vi ringrazio ancora. Grazie direttore, passiamo quindi a presentare lo strumento nella sua natura e contenuti, quindi cedo direttamente la parola all'architetto Alberto Miotto per la sua presentazione. Grazie. Grazie Andrea, passo alla condivisione dello schermo. E dammi un feedback Andrea se si vede lo schermo. Sì, ci siamo. Perfetto. Prego, prego. Allora, io faccio appunto un intervento di spiegazione su come, diciamo, il piano territoriale regionale di coordinamento è composto. E parto, diciamo, da una premessa fondamentale che riguarda proprio le fonti normative da cui è partito il piano, e cioè dalla legge 11/2004, fondamentalmente appunto da 3 articoli di questa legge: l'articolo 3 sui livelli di pianificazione, l'articolo 24 inerente ai contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento e l'articolo 48 relativo alle norme transitorie. E l'articolo 3 in particolare appunto stabilisce che il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, delle province e della regione,
e che ciascun piano indica il complesso di direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, determinando le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti. L'articolo 24 appunto stabilisce che il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché tutte quelle strategie e quelle azioni che sono necessarie per la loro realizzazione. Inoltre questo articolo stabilisce che i piani regionali di settore, quelli appunto approvati dal Consiglio regionale, sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e quindi lo integrano e modificano qualora non alterino i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del piano stesso. E l'articolo 48, norme transitorie, stabilisce poi che i piani di area vigenti, che sono appunto la specificazione del vecchio PTRC, sono parte integrante sempre del piano territoriale regionale di coordinamento. E vi do appunto alcune informazioni che possono essere utili alle amministrazioni comunali relativamente appunto all'efficacia del PTRC. Il PTRC 2020 è stato approvato dal Consiglio regionale il 30 con una propria deliberazione il 30 giugno del 2020. È diventato efficace dal 1 agosto del 2020 e va a sostituire il PTRC del 1992. Questo è anche descritto nell'articolo 82 delle norme tecniche del piano. E questo piano, appunto, come è già stato anche detto dai relatori precedenti, non ha la valenza di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004. E contemporaneamente all'approvazione del PTRC, il Consiglio regionale, con un proprio ordine del giorno, ha impegnato la Giunta regionale a intraprendere tutte le azioni necessarie per la redazione del piano paesaggistico. Quindi, lo ricordiamo di nuovo, il PTRC del 2020 è uno strumento di pianificazione territoriale che definisce strategie, obiettivi e indirizzi e azioni piuttosto che uno strumento di prescrizioni e vincoli. Il piano è composto da una serie di elaborati, una relazione illustrativa, una serie di elaborati grafici, che sono 10 tavole, il rapporto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, il quadro conoscitivo in formato digitale, il documento per la valorizzazione del paesaggio veneto e le norme tecniche. Qui appunto abbiamo fatto un inciso sul monitoraggio del PTRC perché contemporaneamente all'approvazione del PTRC si è partiti comunque si è avviata la costruzione di un sistema di monitoraggio previsto nell'articolo 6 delle norme tecniche del piano stesso. Questo perché appunto il PTRC, in quanto strumento di supporto dell'attività di governance territoriale, consente di rendere coerente la visione strategica della programmazione generale con quella di settore con il contesto fisico, ambientale, culturale, civile ed economico della regione. Quindi questa impostazione rende questo piano un piano quadro che è in grado di sostenere le decisioni connesse alle esigenze generali e a quelle locali attraverso una verifica del loro grado di coerenza con l'insieme delle strategie regionali. E quindi si è deciso appunto di già avviare questo sistema di monitoraggio che assume una rilevanza ed un ruolo strategico progettuale, configurandosi come uno strumento di supporto per le politiche territoriali e regionali. Il primo elaborato del piano è appunto la relazione illustrativa. La relazione illustrativa del PTRC rappresenta il documento illustrativo che accompagna il piano.
Questo elaborato contiene i fondamenti del buon governo del territorio, che sono appunto gli appunti e le riflessioni sui luoghi e sui paesaggi del Veneto da parte dei proti, persone appunto che rappresentano, diciamo, l'eccellenza culturale del Veneto, che sono Ulderico Bernardi, Ferruccio Bresolin, Paolo Feltrin, Mario Rigoni Stern e Eugenio Turri. I loro contributi vanno a costituire il valore aggiunto del piano e sono serviti a delineare i principi fondamentali su cui costruire i contenuti e le finalità dello strumento territoriale. Il piano, appunto, come è già stato anticipato anche dall'architetto Sist, è redatto in coerenza con il documento di economia e finanza della Regione Veneto, che è appunto il documento di programmazione generale. Questo documento ha un contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. E in questa slide appunto abbiamo indicato la corrispondenza tra i temi del piano e le missioni del documento di economia e finanza della Regione Veneto. E questa è, diciamo, è la tavola 10, l'abbiamo messa all'inizio perché è la tavola che spiega diciamo, come funziona il piano e la sua organizzazione. È la tavola del sistema degli obiettivi di progetto e praticamente parte, diciamo, individua qual è stata la finalità del piano, qual è la sua finalità, cioè quella di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del paesaggio e contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività. E questa finalità, diciamo, si è sviluppata per temi, individuando 6 temi di progetto che sono l'uso del suolo, la biodiversità, l'energia ambiente, la mobilità, lo sviluppo economico e la crescita sociale e culturale. Per questi temi sono stati declinati degli obiettivi strategici, ognuno appunto per il singolo tema, per i quali sono stati individuati degli obiettivi operativi che vanno diciamo, che servono per individuare le azioni che poi il piano va a indicare. Sugli obiettivi operativi, vedete, vi sono alcuni di questi obiettivi operativi che sono trasversali rispetto, diciamo, ai temi principali e che costituiscono delle linee di progetto comuni del piano. Sono 3 linee di progetto, una linea di progetto sulla montagna, una linea di progetto per la città e una linea di progetto per il paesaggio. E tutti gli elaborati grafici del piano sono stati pensati, diciamo, per essere rappresentati in una scala 1 al 250.000, questo appunto dalla tavola 1 alla tavola 08, e indicano le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. È importante ricordare, soprattutto penso per le amministrazioni comunali, che i temi e gli oggetti che sono rappresentati nel piano non hanno una funzione localizzativa e hanno un valore meramente indicativo e ideogrammatico, quindi possono essere attuati fermo restando gli adeguamenti di comune, province e città metropolitane in conformità con le norme del PTRC e nel rispetto delle specifiche normative di settore tramite progetti, piani o altri strumenti comunque denominati che ne disciplinano la loro esecuzione. Qui ora vi mostro appunto le 8 tavole che compongono il piano, diciamo le vediamo a scorrere. Nelle slide appunto vedete la tavola, il riferimento alle norme tecniche che la interessano,
al DEF della Regione Veneto, ai temi del PTRC e all'Agenda 2030. La prima tavola è la tavola 1A, uso del suolo terra, e la seconda tavola è la 1B, uso del suolo acqua. La terza è la tavola 1C, uso del suolo, idrogeologia e rischio sismico. La tavola 2 è la biodiversità. La tavola 03 è l'energia e ambiente. La tavola 4 riguarda i temi della mobilità. La tavola 5A riguarda i temi dello sviluppo economico e produttivo. La tavola 5B i temi dello sviluppo economico e turistico. La tavola 6 la crescita sociale e culturale. La tavola 7 la montagna del Veneto. La tavola 8 la città motore del futuro. Poi vi è la tavola 9 che riguarda il sistema del territorio rurale e della rete ecologica. È una tavola in cui la scala, diciamo, di rappresentazione è stata cambiata e quindi il territorio regionale è stato rappresentato in 23 fogli in scala 1 al 50.000. E da ultimo la tavola ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992. Diciamo, nell'ordine del piano è messa come la prima tavola e ve la presento, diciamo, per ultima, perché questa, diciamo, è la tavola ponte tra il vecchio piano, il vecchio PTRC del 92 e il nuovo piano. Perché questa tavola cosa fa? Individua i 68 ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali e le aree di tutela paesaggistica del PTRC del 1992 e il loro stato di attuazione. Questa tavola è accompagnata appunto da un articolo che praticamente che cosa dispone? Dispone una sorta di disciplina transitoria per questi ambiti individuati in attesa della disciplina paesaggistica che sarà recata appunto dal piano paesaggistico regionale una volta che questo sarà predisposto. E la tavola e quindi anche la norma appunto indica due tipologie di ambiti, gli ambiti corredati da disciplina attuativa e gli ambiti privi di disciplina attuativa. E chiaramente stabilisce per quelli corredati da disciplina attuativa che valgono le disposizioni dettate dagli strumenti che sono vigenti o dalle specifiche normative di settore, mentre per quelli privi di disciplina attuativa ha recuperato alcune delle norme di tutela e salvaguardia che erano presenti nelle schede del PTRC del 92 e che riguardavano fondamentalmente due tipologie di ambiti: gli ambiti di interesse archeologico e gli ambiti di interesse naturalistico ambientale. Nelle slide appunto non vi sto a leggere appunto tutta la parte delle normative, le trovate appunto all'interno delle norme del PTRC. Comunque queste appunto sono delle norme transitorie che hanno costituito, diciamo, una tutela su queste particolari aree di interesse appunto paesaggistico, naturalistico e ambientale. Altro documento importante del nuovo PTRC è il documento per la valorizzazione del paesaggio veneto. Questo documento costituisce il quadro di riferimento per l'integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio e in tutte le altre politiche settoriali che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. È un documento che si articola in 4 parti: una prima parte che riguarda la valorizzazione del paesaggio nel PTRC e che costituisce il quadro concettuale per la pianificazione paesaggistica regionale. E la seconda parte è inerente agli ambiti di paesaggio e ne sono individuati appunto un numero di 14 in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e naturalistico-ambientali, paesaggistiche e storico-culturali. Poi vi è una terza parte che riguarda i sistemi di valore rappresentativi del paesaggio
e dell'identità regionale, che adesso vi spiegherò in dettaglio, e l'Atlante ricognitivo, costituito appunto dalle 39 schede ricognitive delle specificità e dei processi evolutivi che caratterizzano il territorio regionale, e con l'individuazione di obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica funzionali alla redazione del piano paesaggistico regionale. La parte dei sistemi di valore appunto va a individuare tutta una serie di beni presenti nel territorio del Veneto che appunto costituiscono le parti fondamentali di questi sistemi di valore, che sono i siti del patrimonio UNESCO, le ville del Palladio, l'archeologia industriale, i parchi e i giardini di rilevanza paesaggistica, le ville venete, i forti manufatti difensivi e le architetture del Novecento. Per i siti UNESCO, ovviamente, in questa parte vengono riportate delle schede di sintesi per ciascun sito UNESCO presente nel territorio regionale, con l'indicazione della sua natura culturale, naturale o mista, e dei criteri che hanno portato al suo riconoscimento. Inoltre, nella slide vedetevi anche il riferimento alla specifica norma tecnica del piano che disciplina, diciamo, queste aree. In questo caso è l'articolo 73 delle norme tecniche. E per le ville venete, appunto, si è riportato l'elenco delle ville venete che sono state censite a cura dell'Istituto regionale per le ville venete. Sono elencate un numero considerevole di ville, sono 3.828 ville venete, suddivise appunto per province, e la disciplina relativa è l'articolo 74 delle norme tecniche del piano. Poi abbiamo introdotto appunto, sono state riportate le 24 ville di Andrea Palladio, con diciamo degli ambiti che sono i perimetri delle relative aree di salvaguardia e valorizzazione di queste ville. È stata costruita una disciplina per questi ambiti, per questi particolari ambiti di villa, e che è riportata all'articolo 75 delle norme tecniche del piano. Poi sono stati riportati appunto un elenco dei parchi e dei giardini di rilevanza paesaggistica, comprendendo sia i parchi e i giardini che sono già interessati dalla presenza di un vincolo monumentale o paesaggistico, e sia quelli privi di tutela. Anche qui, diciamo, nella regione Veneto il numero è considerevole, sono 1319 parchi e giardini di rilevanza paesaggistica. È stata costruita una disciplina con l'articolo 76 delle norme tecniche. In questa sezione è stato riportato un primo elenco dei sistemi fortificati e dei manufatti difensivi di interesse storico e paesaggistico, e è stata appunto fatta una disciplina con l'articolo 77 delle norme tecniche di attuazione, e diciamo si evidenzia che la distribuzione territoriale appunto ha censito l'esistenza di 3 sistemi relativamente autonomi: quello veneziano, quello veronese e quello montano. L'altra parte riguarda la sezione sull'archeologia industriale, dove è riportato un elenco di alcune tra le più significative tipologie di manufatti e siti dell'archeologia industriale del Veneto, ripresi dalla omonima ricerca che è stata pubblicata nel 1990 e integrati da più recenti studi per l'area del Vicentino. Ricordiamo che questo elenco, diciamo che è suddiviso per province, è da ritenersi comunque aperto ed implementabile, ed è un punto di partenza per conoscere, salvaguardare e valorizzare un patrimonio spesso ancora sottostimato. L'articolo di riferimento è l'articolo 78 delle norme tecniche. Altro sistema di valore è quello dell'architettura del Novecento. Qui è stato riportato l'elenco delle architetture del Novecento, un elenco che è esito del progetto regionale dell'architettura del Novecento sviluppato a partire dal 2008 nell'ambito dell'elaborazione del nuovo PTRC, con il coinvolgimento dei comuni, degli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province del Veneto.
È un elenco che è suddiviso per province ed è a sua volta suddiviso per capoluogo e territorio provinciale. È disciplinato, diciamo, le architetture 900 sono disciplinate dall'articolo 79 delle norme tecniche e diciamo anche questo elenco è un elenco aperto, diciamo, è un elenco aperto modificabile dalle amministrazioni comunali e sul quale appunto già alcune amministrazioni hanno cominciato, diciamo, a proporre delle modifiche relativamente a questi beni. Da ultimo appunto l'Atlante ricognitivo. L'Atlante ricognitivo è costituito da 39 schede che descrivono i caratteri e i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascuna ricognizione. E questo Atlante è composto, lo vedete appunto nella slide, da 4 parti: da una parte di identificazione generale, un'altra parte che descrive i caratteri del paesaggio e una terza parte in cui sono descritte le dinamiche di trasformazione e poi una quarta parte che riporta gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica. E da ultimo elaborato le norme tecniche del piano. Le norme tecniche appunto sono norme di attuazione che contengono disposizioni articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni. Quindi è utile ricordare appunto e rimarcare che gli indirizzi definiscono regole di intervento, previsioni di orientamento e criteri per il governo del territorio che gli enti competenti attuano con motivata discrezionalità, mentre le direttive definiscono obiettivi e contenuti che devono essere attuati in sede di pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale e settoriale da parte delle amministrazioni competenti. Le prescrizioni invece costituiscono disposizioni immediatamente vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati. Sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi dei piani, programmi urbanistici, territoriali e settoriali e devono essere recepite nei medesimi strumenti. L'approvazione del PTRC, come previsto dalla legge vigente, comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti ai PAT e ai piani degli interventi. Le varianti di adeguamento appunto sviluppano le direttive attraverso opportune analisi e approfondimenti pianificatori e attuano le prescrizioni adattando la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione. E tutte le norme tecniche del piano, appunto, vedete in questa slide, ve le ho un po' riassunte per non andare, diciamo, a elencare tutte le norme, sono divise per titoli. Vi è un primo titolo che riguarda le disposizioni generali, dove sono indicate le finalità, gli elaborati, i contenuti prevalenti, gli effetti del PTRC e i rapporti con gli altri strumenti di pianificazione e con i progetti strategici, nonché la disciplina delle attività di monitoraggio. Il titolo secondo, che riguarda l'uso del suolo, c'è una serie di norme che disciplina il sistema del territorio rurale, il sistema del suolo agroforestale, il sistema estrattivo delle acque e il sistema idrogeologico e del rischio sismico. Il titolo terzo, sulla biodiversità e geodiversità, costruisce una disciplina per la rete ecologica regionale, i corridoi ecologici, le geodiversità e i monumenti naturali. Il titolo quarto, Energia e Ambiente, affronta i temi dell'energia e dell'ambiente e della protezione civile nel quadro della pianificazione territoriale. Il titolo quinto, sulla mobilità, le norme affrontano per i diversi sistemi di trasporto e i differenti nodi della mobilità, vengono forniti gli scenari territoriali per le politiche insediative e di sviluppo regionale. Il titolo sesto, Sviluppo economico produttivo, indica l'articolazione del sistema produttivo regionale del commercio. Il titolo settimo, Sviluppo economico turistico, indica le articolazioni del turismo in relazione alle peculiarità dei territori. Il titolo ottavo, sulla montagna del Veneto, riconosce la specificità dei sistemi insediativi montani. E il titolo decimo, Città motore del futuro, riconosce alle città e ai sistemi delle città venete un ruolo determinante e strategico per lo sviluppo del Veneto
e definisce idonee azioni sulle città e criteri di progettazione per il riordino del sistema insediativo. Il titolo 10, Paesaggio Veneto, riconosce il patrimonio storico-culturale, anche se non è oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo del 2004 numero 42, quale elemento conformante del territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità. Il documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, che abbiamo visto prima, costituisce quindi il quadro di riferimento per una pianificazione orientata all'uso consapevole e alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale. Il titolo 10 sono le norme transitorie e finali, prevede appunto una disciplina transitoria per gli ambiti di tutela del PTRC 92, quella che abbiamo visto prima dell'articolo 80, e detta una disciplina per l'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici e per l'efficacia e l'aggiornamento del PTRC. Qui lo vedete l'articolo 82 che appunto stabilisce che il piano sostituisce quello del 92, che verrà aggiornato con cadenza decennale e poi individua una serie di varianti del PTRC che non necessitano appunto di procedura di variante. E da ultimo appunto il quadro conoscitivo che rappresenta i livelli informativi del PTRC 2020. Qui adesso io passo la parola al mio collega l'architetto Andrea Bonato, che appunto vi spiegherà i contenuti dei livelli informativi, come usarli e come entrare appunto dai siti regionali. Grazie molte. Ringraziamo l'architetto Miotto. Volevo solo precisare una cosa, la chat è attiva, quindi potete continuare a proporre le domande, i quesiti che ritenete opportuni. Ricordo, come detto a inizio mattinata, che saranno oggetto di una specifica tavola rotonda che si svolgerà nel mese di settembre. Qui parteciperanno anche le province e la città metropolitana di Venezia. Vi ricordo un paio di cose. Uno, dove trovare la documentazione del piano. Se voi digitate PTRC Veneto su Google, i primi risultati rimandano alle pagine della nostra direzione e alla pagina specifica del PTRC. Lì potete trovare tutta la documentazione in PDF, compreso anche un documento di sintesi del quadro conoscitivo di cui ha accennato l'architetto Miotto, in cui compaiono tutte le voci di leggenda delle tavole di piano e il relativo codice del livello informativo. Da ultimo ricordo nuovamente che, come il nostro direttore ha anticipato questa mattina, è in via di spedizione la copia cartacea del piano. Abbiamo previsto una doppia copia per tutti i comuni del Veneto, sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa, in modo che possiate avere anche appunto uno strumento di carta da poter sfogliare. Quello che volevo farvi vedere adesso brevemente, condivido lo schermo, è come accedere al geoportale regionale, quindi ai livelli informativi del piano. Ora potete digitare direttamente su Google IDT Veneto o indifferentemente geoportale Veneto. Il primo risultato vi rimanda all'infrastruttura dati. Infrastruttura dati ovviamente che non contiene solo i livelli informativi del PTRC, ma contiene una mole consistente di dati che vanno dal quadro conoscitivo regionale a tutta la documentazione cartografica, alle ortofoto e alle immagini satellitari. E tra l'altro questo sito è stato oggetto la scorsa primavera di trattazione all'interno di una serie di webinar particolarmente seguiti, tra l'altro organizzati dalla nostra direzione pianificazione. Come scaricare i livelli informativi del PTRC? Due possibilità, su una vado un po' più veloce, sull'altra poi sul visualizzatore geografico magari diremo qualcosa di più. Ricerca da catalogo. La ricerca da catalogo propone in basso a sinistra
un menu a tendina che ripropone la struttura di quello che è il quadro conoscitivo secondo l'atto di indirizzo regionale, cliccando sopra pianificazione vincoli e quindi pianificazione territoriale vigente e successivamente infine PTRC approvato nel 2020, senza inserire particolari chiavi di ricerca e facendo quindi una ricerca diretta, compariranno di seguito tutti i livelli informativi che compongono il PTRC. Li riconoscete perché il suffisso nella descrizione, il titolo, è sempre PTRC 2020. Cosa potete fare? Potete aprirli nel visualizzatore geografico, aprire quindi il singolo tema, downloadare il livello informativo in formato shapefile e aprire anche la scheda del metadato, quindi visualizzare le informazioni sul dato. Quello che invece vi propongo io, anche perché è più interessante e vi permette anche di entrare di più nel merito del piano e di indagarlo anche rispetto al territorio che magari vi interessa maggiormente, è quello di agire tramite visualizzatore geografico. Nell'IDT regionale non c'è solo quello relativo al PTRC, ma vedete ce ne sono altri, ad esempio i dati satellitari, il WebGIS cartografico, l'aerofototeca e così via. Partecipano diverse direzioni regionali all'implementazione di questo sito. PTRC vigente, link al visualizzatore. Ora vi si riaprirà un'altra pagina. La prima tavola visualizzata è la tavola 1 a uso del suolo terra. Cosa potete fare? Un breve ripasso relativo alle funzionalità. È possibile accendere e spegnere, qui a destra lo vedete, il singolo livello informativo, oppure accendere e spegnere contemporaneamente tutti i livelli informativi. C'è la possibilità di dare una trasparenza al singolo livello informativo e c'è la possibilità di vedere la legenda e quindi avere anche riferimento dal punto di vista del segno grafico. Anche in questo caso la possibilità di scaricare il singolo livello informativo in formato shapefile e di aprire la tabella attributi e di visualizzare il metadato. Chiaramente una volta aperta la tabella attributi, se cliccate sul singolo record andrete a zoomare ovviamente nella singola geometria. Brevemente vi faccio vedere qualche tavola del piano. Dicevo, questo è il sistema migliore per prendere anche più conoscenza con il PTRC, perché vi consente di indagare il territorio, scaricare magari i livelli informativi che vi interessano maggiormente. Ricordiamo che il PTRC, come già detto nei precedenti interventi, è un piano che coordina la pianificazione di settore e parla agli altri piani regionali, parla anche ovviamente però alle amministrazioni provinciali e comunali e ai propri piani. Quindi voi potete scaricare quelli che sono gli elementi che più di vostro maggiore interesse. E la prima tavola che viene visualizzata peraltro è la tavola 1A uso del suolo terra. Una tavola a 250.000, ricordiamo poi che la serie 9 delle tavole del PTRC, che si compone di 23 sottotavole, indaga il territorio in modo più puntuale, il 50.000, è pur vero che però ci sono dei livelli informativi come ad esempio le architetture del Novecento, su cui torneremo più tardi, hanno una scala di dettaglio maggiore. Questa tavola, ad esempio, in questa tavola il PTRC
ha fatto una lettura e un'analisi e ha dettato una disciplina per quanto riguarda il territorio rurale. Di fatto il PTRC individua 4 classi di territorio agricolo: agricoltura mista e naturalità diffusa, agricoltura periurbana, aree agropolitane ed aree ad elevata utilizzazione agricola, per cui ha definito una specifica disciplina che potete trovare all'interno delle norme dall'articolo 7 successivi. Le tavole chiaramente hanno anche dei riferimenti, tutte le tavole hanno dei riferimenti normativi, quindi la cosa migliore è arrivare ad una lettura integrata fra il documento normativo e le varie tavole di piano. Vi faccio vedere velocemente un altro paio di tavole, ad esempio uso del suolo, idrologia e rischio idrogeologico e sismico. Si tratta della tavola 1C, e in questo caso la tavola riporta quella che è la rete idrografica principale della Regione Veneto, le aree sotto il livello del mare a scolo meccanico. Riporta il tema delle fasce di accelerazione sismica. Peraltro negli scorsi mesi la Regione Veneto ha fatto uscire un provvedimento di giunta regionale con un aggiornamento delle classi sismiche per quanto riguarda i comuni del Veneto, e questa tavola poi fa una ricognizione rispetto ai piani di assetto idrogeologico di quelli che sono i rischi dal punto di vista idraulico e geologico. Qui mi preme ricordare che peraltro sono in via di redazione i piani di gestione del rischio degli alluvioni, e la Regione del Veneto fa parte di 2 distretti, in modo preponderante il distretto delle Alpi Orientali, ma anche il distretto del Po. Siccome questi piani andranno a superare quelli che sono i PAI, entro la fine dell'anno verranno approvati. Molti comuni già conoscono questa materia, ma consiglio agli altri comuni di andare sui siti dei distretti dei distretti di bacino idrografico, scaricare la documentazione per quanto riguarda le norme e anche le tavole di piano per verificare i contenuti rispetto ai territori di propria appartenenza. Passiamo velocemente alla tavola 4 perché mi dà diciamo, l'aggancio per poi introdurre successivamente anche la questione legata alle linee guida. Questa tavola della mobilità chiaramente riporta quelli che sono i grandi assi infrastrutturali della Regione Veneto dal punto di vista ferroviario, viario e della navigabilità. In più, chiaramente questa è una tavola di raccordo con il piano regionale di trasporti, che peraltro in commissione regionale, seconda commissione, ha fatto un percorso parallelo a quello del PTRC ed è stato approvato solo qualche settimana dopo rispetto al piano territoriale regionale di coordinamento. E questa tavola fa un po' la connessione e molte delle politiche contenute nel piano di trasporti si basano proprio su questa tavola 4. In particolare vi volevo far vedere alcuni punti notevoli del territorio regionale, che sono le aree afferenti ai caselli autostradali che in questa mappa sono segnati con i pallini di colore rosso, e le stazioni ferroviarie, per cui che per quanto riguarda le politiche per la mobilità sono ritenute fondamentali dalla Regione Veneto in quanto nodi infrastrutturali di interscambio fra viabilità locale e viabilità di rango superiore per i caselli, ma allo stesso tempo, in particolare per le stazioni, interscambio intermodale, quindi gomma-ferro, trasporto pubblico locale ferro e parcheggi scambiatori. Ora, questi nodi sono stati oggetto
di uno specifico articolo normativo che nel PTRC adottato nel 2009 e anche nel 2013 erano indicati con l'articolo 38, che molti di voi hanno avuto modo di conoscere. Oggi sono riproposti, sono diventati articolo 40 con una specifica normativa. Ci torneremo un po' più avanti. E concludo questo breve excursus per quanto riguarda i contenuti delle tavole nel geoportale con i contenuti del documento per la valorizzazione del paesaggio veneto. Chiaramente non si tratta di una tavola grafica in senso stretto, ma i livelli informativi, le banche dati sono state riportate comunque all'interno del geoportale. Cosa possiamo trovare all'interno di questo documento delle relative banche dati? Quello che prima ci ha illustrato l'architetto Miotto, quindi le ville venete censite già dall'Istituto regionale delle ville venete, le architetture del Novecento. In questo caso sull'architettura del Novecento, anche queste poi ci torneremo nell'ultima parte della comunicazione della giornata, ci siamo spinti anche con l'aiuto degli ordini degli architetti e gli ordini provinciali degli architetti e delle amministrazioni comunali che hanno collaborato, ci siamo spinti a un dettaglio di scala urbana. Trovate poi le ville del Palladio, trovate i siti UNESCO, trovate gli ambiti di villa e trovate un'altra cosa molto importante, i 39 ambiti che sono stati indagati dal PTRC all'interno del documento per la valorizzazione del paesaggio e su cui sono state date diciamo delle prime indicazioni per degli obiettivi di qualità paesaggistica. A questo punto interrompo per un attimo la condivisione e passerei all'ultima parte della presentazione in cui faremo una prima e breve introduzione rispetto a quelle che sono le redigende linee guida di cui parlava in precedenza il nostro direttore architetto SIST, e mi dicono che è collegato con noi peraltro anche il rappresentante della provincia di Vicenza, quindi vediamo Francesco Gonzo, se ci sente e vuole portare i saluti da parte dell'ente provinciale, io cederei subito la parola. Consigliere, se ci sente, deve attivare l'audio. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti e scusate per il ritardo con il quale ci siamo collegati. Ringrazio Regione del Veneto, sono qui con l'architetto Laura Pellizzari, che è la struttura tecnica di Provincia di Vicenza, e ringrazio Regione del Veneto, l'architetto SIST e l'assessore Corazzari per l'invito. È un incontro importante questo, che consente anche a tutto il territorio, quantomeno la parte amministrativa, di prendere confidenza con il nuovo strumento. È uno strumento che tiene conto di una serie di fattori che sono stati spiegati e che in qualche modo sarà possibile poi affrontare anche con il tempo. Naturalmente è un percorso che in qualche modo tiene anche conto del piano regionale di sviluppo, che è un piano regionale che ha guardato non solo l'urbanistica, ma anche quello che poi è la sostenibilità delle azioni che vengono fatte nell'urbanistica per il territorio della nostra Regione del Veneto, e anche tiene conto di una serie di fattori che poi sono stati anche sintetizzati nel documento dei fondamenti del buon governo del territorio, che naturalmente traggono riferimento anche da
quello che è la storia e il percorso che il territorio veneto ha fatto nel tempo, magari tenendone conto più dei tempi più recenti, ma c'è tutta una consapevolezza, una presa di coscienza dell'identità veneta che è storica per lo sviluppo nel futuro. C'è anche un ragionamento che non può non tener conto di quello che è la storia e la natura, la storia naturale anche della regione del Veneto nella sua espressione del territorio, quindi anche c'è stata dell'evoluzione che questo territorio ha avuto, e poi viene dato un valore particolare alla realtà agropolitana, che forse è una sorta di nome di termine nuovo, un sillogismo nuovo, però ben si presta al territorio veneto, che ha questa caratteristica di mettere insieme molto la parte agricola con quella poi che si è sviluppata soprattutto nel Veneto centrale, legate alle attività antropologiche, quindi tutto l'insediamento urbano e le zone industriali. Fondamenti del buon governo, dicevamo, questo documento, che è quello che in qualche maniera ho sfogliato più degli altri fino adesso, e che consente anche di capire qual è il futuro che si vuole dare allo sviluppo urbanistico del territorio. Noi qui nella provincia di Vicenza abbiamo anche degli altri elementi che vorremmo in qualche modo inserire durante la fase di adeguamento del PTRC al PTCP, che è stato approvato invece a provincia di Vicenza nel 2012, e che tengono conto anche di studi che sono stati avviati da provincia di Vicenza, ad esempio sul miglioramento della qualità dell'aria, che non può non passare, non tenere conto di quelle che sono le azioni poi urbanistiche che vengono applicate nel territorio. Provincia di Vicenza ha un ruolo importante anche dal punto di vista del coordinamento, almeno per i quasi 50 comuni per i quali è stata delegata anche la competenza in materia di beni ambientali e di paesaggio. E poi c'è tutta una parte che riguarda anche, ad esempio, Confindustria Vicenza ha condiviso con noi i risultati di un lavoro che ha analizzato lo sviluppo, anzi più che lo sviluppo, quello che è rimasto delle aree industriali dismesse, che sono aree industriali che hanno un significato particolare per quei territori dove sono presenti, e che hanno anche, che possono essere luoghi di rigenerazione e luoghi di recupero anche di attività che magari in qualche modo non sono più appetibili per nuovi insediamenti, che possono essere realizzate all'interno di zone industriali dove ci sono appunto queste zone, queste aree, questi edifici industriali dismessi. Quindi una serie di questioni che devono tener conto e della volontà della Regione del Veneto di andare verso il futuro di questo territorio dal punto di vista urbanistico, tenendo conto appunto della sua natura, della cultura e dell'identità, e per la provincia di Vicenza in particolare non possiamo non tener conto appunto di questi studi sul miglioramento della qualità dell'aria e dei contributi che arrivano anche dall'associazione di categoria e dal territorio, dai comuni stessi, dalle aree diverse che compongono la provincia di Vicenza. Grazie, ringraziamo Francesco Gonzo che ci ha portato il suo contributo, il contributo della provincia di Vicenza. Passiamo quindi all'ultima parte del nostro intervento, e anticipando appunto quelle che sono delle redigende linee guida che come direzione e pianificazione stiamo predisponendo relativamente ad alcuni articoli, particolari articoli delle norme tecniche di piano. Perché questo? In particolare le amministrazioni comunali e anche le amministrazioni provinciali hanno colto l'esigenza, ci hanno manifestato l'esigenza di avere delle delucidazioni con particolare quindi riferimento degli articoli relativi alla pianificazione territoriale urbanistica e quindi che vi riguardano da vicino. Queste linee guida verranno approvate con un provvedimento di giunta regionale
e riguardano appunto l'articolo 40, di cui vi accennavo prima, aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi delle superstrade e alle stazioni della rete ferroviaria regionale, che sono contenuti nella tavola 4 di piano, quindi a maggior ragione vi invito a scaricare i livelli informativi e a indagare queste informazioni. Le architetture del Novecento, articolo 79, e articolo 81, adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici, sempre con riferimento alle norme di piano. E torniamo brevemente sull'articolo 40. Dicevo prima, sono ritenuti dalla Regione queste aree strategiche per la mobilità di preminente interesse. E la norma prevede che la Giunta regionale entro il febbraio del 2022 compia una ricognizione che peraltro è già stata fatta all'interno della tavola 4, ma questa ricognizione può eventualmente essere aggiornata, e classifichi queste aree. Ricordo, quando parlo di aree, parlo di 500 metri di raggio rispetto alle stazioni della rete ferroviaria regionale, 1000 metri per quanto riguarda le stazioni afferenti all'alta velocità, alta capacità ferroviaria, e 2000 metri per quanto riguarda i caselli autostradali e superstradali. Quindi questo articolo interessa da subito anche la SPV. Ovviamente qual è la particolarità? E in questo senso l'articolo 40 è efficace già da quando il PTRC è vigente, quindi esplica già i propri effetti. Chiaramente la pianificazione comunale vigente al momento dell'approvazione del PTRC è fatta salva, ma le ipotesi di trasformazione urbanistica successive all'approvazione del PTRC, l'articolo chiarisce che per alcune di queste fattispecie è previsto un coinvolgimento della Regione. In tal senso, con le linee guida andremo proprio ad indicare quali sono le procedure da seguire. Per quanto riguarda l'articolo 79, architettura del Novecento, che abbiamo visto prima, penso che questo sia un punto a favore del PTRC, in quanto per la prima volta si è deciso di dare valore, valorizzare, e in un certo senso viene chiesto anche alle amministrazioni locali di salvaguardare questi edifici e manufatti o sistemi edifici che sono propri della produzione architettonica di valore del Novecento. Ora, cosa possono fare i comuni? Intanto il PTRC all'interno del documento per la valorizzazione del paesaggio ne ha stilato un primo elenco. Chiaramente questo elenco può essere implementato dalle amministrazioni comunali. Questo però, lo chiarisce anche l'articolo 79, in modo motivato e dandone comunicazione alla Regione. Cosa dice l'articolo? In pratica i comuni sono chiamati, e questo possono farlo direttamente anche nel piano degli interventi. Vedremo poi nell'ultima schermata, parleremo degli adeguamenti, ma questo ad esempio è un tema che è proprio del piano degli interventi, quindi del piano operativo, quindi senza passare attraverso una modifica al piano strutturale. Dovrebbero attribuire un grado di protezione a questi edifici e quindi definirne una disciplina di salvaguardia. Anche in questo caso le linee guida chiariranno poi quali saranno le procedure particolari da seguire. E concludiamo con l'articolo 81, che arriva alla fine, ma non è meno importante, anzi per quanto riguarda la pianificazione di carattere territoriale e soprattutto comunale, penso sia di vostro assoluto interesse.
Posso già anticiparvi, al di là dei contenuti poi dell'articolo 81 che andrete a leggere e su cui potete poi anche fare le domande in chat, a cui poi noi risponderemo in questa tavola rotonda prevista a settembre. Cosa possono fare i comuni? Allora, premesso che le prescrizioni del piano per la verità sono molto poche e quelle comunque sono immediatamente efficaci, il PTRC, tra l'altro secondo lo spirito della legge 11/2004, contiene più che altro direttive ed indirizzi. Relativamente alle direttive ce ne sono alcune che sono proprio rivolte ai PTCP e ai PRC, quindi ai piani comunali, e quindi viene chiesto alle province e ai comuni di sviluppare questi temi, queste direttive. Cosa possono fare i comuni? Allora, possono fin da subito procedere, se vogliono, a una variante al proprio strumento urbanistico, una variante attraverso le procedure di cui l'articolo 14 della legge regionale 11/2004. E fermo restando chiaramente che la stessa cosa la dovranno fare i PTCP. Dicevo prima che comunque noi abbiamo un dialogo continuo con le province e quindi tra l'altro i PTCP provinciali sono già sostanzialmente allineati con il PTRC perché comunque sono stati adottati e approvati in una fase in cui il PTRC era ancora in corso di redazione e comunque c'è stato appunto un dialogo continuo con le amministrazioni provinciali. In ogni caso, ripeto, possono i comuni subito modificare il proprio strumento urbanistico oppure attendere che i PTCP facciano una loro verifica, le province facciano, la città metropolitana, una loro verifica al proprio strumento e lo adottino indicativamente, come diceva l'architetto SIST, nella primavera del prossimo anno e quindi successivamente i comuni eventualmente possono attendere l'approvazione delle varianti del PTCP e poi con una sola variante o più varianti comunque adeguare i loro strumenti e allinearli quindi al PTCP e al PTRC. Ricordo comunque che le linee guida sono in corso di redazione, è possibile dialogare direttamente da parte delle amministrazioni comunali con gli uffici regionali e anche con gli uffici della provincia. Siamo giunti, visto anche l'orario, alla conclusione di questa mattinata. Vi ricordo, per chi, se volete avvisare chi non poteva essere presente alla presentazione di questa mattina, che riproporremo la presentazione anche fra un paio di settimane, quindi giovedì 29, e ci sarà la tavola rotonda a settembre e dopo il 29 le registrazioni delle nostre comunicazioni verranno comunque inserite nella pagina web della direzione pianificazione territoriale e ripeto, vi arriverà nelle prossime settimane, arriverà presso tutti i comuni del Veneto la pubblicazione in 2 volumi, la pubblicazione cartacea del PTRC. A questo punto io interrompo la condivisione e saluto, vedo che sono ancora collegate con noi le province, i rappresentanti politici delle province, l'assessore Corazzari e vi do appuntamento al 29 o successivamente alla tavola rotonda e se qualcuno dei nostri relatori vuole aggiungere qualcosa, altrimenti io andrei a chiudere questa mattinata di presentazione del PTRC regionale. Bene. Mi permetto sì. di ringraziarvi a nome di tutti i partecipanti per le spiegazioni e il lavoro svolto. E ci aggiorniamo al 29 luglio.
grazie a tutti voi del lavoro che avete fatto, davvero. Bene, grazie alla provincia di Treviso, ringraziamo anche la provincia di Vicenza e l'assessore Corazzali che è stato con noi, e a questo punto ci aggiorniamo ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti.